Io non rispondo per, come si dice in gergo, per effetto personale, perché sono stato chiamato in Camera. E credo di, oltre ad essere candidato dall'altra parte, credo di essere anche un libero cittadino e di poter esprimere e chiedere come libero cittadino ciò che magari trovo non ancora realizzato nell'azione. Il fatto che abbia cambiato non serve che io lo spieghi, perché l'ha spiegato benissimo il sindaco, con l'attenzione che mi ha dato questa sera, che non è mai dato negli ultimi anni. E questo ho già risposto a tutti quanti. E il fatto che questa sera... Vuole che le dica quante volte mi ha chiamato? Quanti messaggi che mi ha mandato per i giorni di Sumaga? Per ottenere cosa? Tutto. Mi dica quello che non ha ottenuto. Non è che abbia fatto il territorio perché non voglio portare via tempo ai concittadini che hanno forse fuori da chiesa, che sono molto più importanti della discussione che potremmo fare. Credo che questa sera l'unica cosa che è emersa è che è stato fatto un bilancio di fine mandato e si è ridotto a 5 minuti l'esposizione di ciò che si può fare della frazione. E la cosa che mi sta più a cuore, di cui non ho sentito parlare, è lo sviluppo socio-economico della nazione. Poi è stato detto, per quanto riguarda la sicurezza, come se la cosa importante, sto parlando della Bibbia Noiali, la sicurezza all'interno della Bibbia Noiali, come che la cosa non fosse nota a tutte quante l'amministrazione e volutamente non si è mai portata. Perché fin dall'inizio, quando si è parlato dell'area Xeni a Lubignana, l'attenzione si è posta con Porta, la stessa, era un modello esportabile anche nei libri noiari e non si è voluto fare. Non si poteva fare, non si è voluto fare, perché chi ha gestito la sicurezza all'interno e l'ecosostenibilità dell'area Xeni non ha molto probabilmente la stessa attenzione per i cittadini di Sumaga. Solo queste due cose. Bene, abbiamo sentito tutti. Altri?